Buona 11ª domenica del tempo ordinario, amiche e amici, fratelli, sorelle, noi riprendiamo il ritmo delle domeniche del tempo ordinario e riprendiamo quindi una certa lettura continuativa del Vangelo di Matteo in questo anno liturgico chiamato Anno A, che ci chiede di seguire il Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 9. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ci si ferma qui, ci fermiamo qui. Perché? Perché questo versetto è decisamente più che sufficiente per riempire i nostri cuori di meditazione, di preghiera e per riempire le nostre esistenze, i nostri corpi di vita. Perché Gesù in questo versetto si presenta a noi e si rivela a noi come l'uomo che straripa di vita, è una umanità dentro la quale la vita diventa una forza esondante, esattamente come accade nel grembo di una donna che sta per generare vita, che sta per mettere al mondo un figlio. Perché dico questo? Perché uso l'immagine materna? Perché, l'abbiamo detto tante volte, quel sentire compassione di Gesù è un sentimento profondamente materno. Nel testo greco che sta all'origine, sempre noi troviamo ripetutamente questa espressione che viene tradotta con compassione, sentire compassione, commuoversi profondamente, ma nel testo greco c'è sempre questo verbo quasi impronunciabile che è splanchnizomai, che contiene al proprio interno la parola splankna, che significa le viscere materne. A monte c'è un'espressione ebraica che si dice così, rachamim, che viene tradotta con misericordia. In realtà si tratta proprio delle viscere materne, che diventano viscere di misericordia, viscere di tenerezza da parte di Dio, il quale soffre come una madre quando vede uomini e donne che sono in uno stato di oppressione, di schiavitù, di dolore, di mancanza di vita e di speranza. E quell'espressione lì ebraica rachamim deriva dal termine rechem, che significa proprio utero materno. E qui Gesù, vedendo le folle stanche, sfinite come pecore che non hanno pastore, ne sentì compassione. È esattamente questa espressione ebraica che viene tradotta in greco e che indica proprio questa maternità, questa tenerezza viscerale, il sentimento interiore, intimo, fisico e psicologico e affettivo di una madre, la quale non può non soffrire quando vede il proprio figlio completamente disorientato, senza speranza, senza motivazioni e in uno stato di dolore profondo e di mancanza profonda. E la madre farebbe di tutto per rincuorare il proprio figlio, per ricaricarlo, per rimotivarlo, per farlo sentire amato, per farlo sentire desiderato, stimato, apprezzato, per ridarti fiducia nella vita. Ed è esattamente ciò che vuole fare Gesù. E per questo Gesù crea la comunità dei discepoli, che poi diventerà la Chiesa, anzi le chiese che si spargono nel mondo, e la Chiesa, quella Chiesa che noi siamo, esiste per quella causa lì. L'identità della Chiesa, l'identità cristiana, l'identità anche di noi cristiani cattolici, sta lì, in quel luogo lì, cioè nell'intimità di Gesù, nella sensibilità di Gesù, che non è assolutamente indifferente al dolore degli altri. E il senso del nostro essere cristiani è lasciarci contagiare dalla compassione di Cristo, al punto tale che non possiamo essere indifferenti gli uni alle storie degli altri. Questa è la Chiesa, qui nasce la Chiesa come esperienza di annuncio e testimonianza di che cosa? Di una possibile liberazione. È interessante, no, che in questo brano che ascoltiamo, ecco, in questa 11ª domenica del tempo ordinario, in questo brano c'è l'elenco dei 12.
Simone, chiamato Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni suo fratello, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Giacomo, Taddeo, Simone e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradisce anche lui. C'è l'elenco dei 12 apostoli, che Gesù li fa già diventare apostoli perché Gesù li inviò. E vengono chiamati proprio i nomi dei 12 apostoli, Matteo li chiama già così. Vengono inviati perché? Perché Gesù vuole intervenire a favore della gente, a favore dell'umanità, vuole creare processi di liberazione profonda delle persone. Infatti i discepoli di Gesù ricevono questo mandato. Predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, che tradotto significa che cosa? Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Ecco. Possiamo trovare anche noi delle strade, delle modalità per aiutarci reciprocamente a guarire, a risorgere, a rimetterci in piedi, no? A ritrovare fiducia, a liberarci da certi spiriti cattivi che ci portiamo dentro. Noi possiamo essere gli uni per gli altri una presenza liberante come lo è stato Cristo. Qualcuno dice: ma io non sono capace di fare questo. Attenzione, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia, ogni infermità. Non sei tu, non sono io che siamo bravi, noi non siamo granché, insomma, ma è Gesù che ci dona la forza del suo spirito. La grande scommessa è questa, che noi da Gesù possiamo ricevere una forza che può aiutarci a diventare presenze liberanti e terapeutiche e benefiche, positive, risananti. E se questa cosa non è ancora accaduta nelle nostre vite, forse è perché non abbiamo ancora incominciato ad essere discepoli di Gesù. E dobbiamo tornare là, al punto in cui Gesù dice a Pietro: cammina dietro di me, ascoltami, guardami, osservami, lasciati contagiare, non tanto da me, dice Gesù, ma dalla forza del Padre che opera attraverso di me. Buon cammino.